Noi manderemo fin da domani a tutti i comuni del nostro ambito e anche i colleghi degli gli altri gestori uno schema tipo di ordinanza in modo che ci sia un comportamento omogeneo che segua quelle che sono le indicazioni dell'ordinanza del Presidente Zaia per fare in modo che ci siano dei comportamenti che non depauperino appunto la risorsa idrica. Non ancora una situazione critica, quella causata dalla siccità, ma di estrema attenzione, tanto che Piave Servizi, annuncia il presidente Alessandro Bonet, chiede ai 39 comuni del proprio bacino di dotarsi di apposite ordinanze per il risparmio idrico. Se la Val Lapisina rimane autonoma sul fronte dell'approvvigionamento, alcune aree pedemontane necessitano di spinte di pressione dalla valle o rabbocchi ai serbatoi e in pianura non va meglio. Il livello della falda è sotto di 40-50 centimetri rispetto al minimo del 2003 e le nostre pompe funzionano ininterrottamente da aprile del 2022, quando in una situazione, in una stagione normale, invece il funzionamento andava da maggio a agosto. Da qui l'appello ai cittadini: l'acqua proveniente dall'acquedotto va utilizzata esclusivamente per lavarsi e alimentarsi. I nostri cittadini non debbono aver paura di rimanere senza acqua, ciò non toglie che debba esserci il massimo scrupolo nella gestione quotidiana della risorsa idrica. Non irrigare il manto erboso, non lavare la macchina, non riempire le piscine e anche chiudere le fontane artesiane che vanno 24 ore su 24 e depauperano una sorgente idrica. Principi che si ritrovano anche nella campagna di sensibilizzazione rivolta a enti locali e cittadini lanciata dalla provincia per ricordare le buone pratiche quotidiane. Una guida digitale con 12 consigli per risparmiare acqua dal titolo Ogni goccia è preziosa. Un kit di comunicazione inviato dal presidente Stefano Marcona a tutti i sindaci insieme a una nota che li invita a diffondere il più possibile raccomandazioni che in vista dell'estate sono quanto mai preziose.